Buongiorno a tutti. Oggi vi vorrei parlare di due parole, Bia e Dynamis. Negli ultimi tempi mi capita spesso di tornare con il pensiero agli antichi, forse perché il mondo che vediamo intorno a noi, con le sue tensioni, i suoi conflitti, sembra porre ancora le stesse domande che si ponevano i greci e i romani più di 2000 anni fa. E in particolare c'è una frase che esprime bene questa sensazione. Siamo nani sulle spalle dei giganti, quindi guardiamo più lontano perché qualcuno prima di noi ha già osservato, riflettuto, scritto e ci ha lasciato un patrimonio immenso di idee e di esperienze. Questo patrimonio esiste, è un fatto, però non basta possederlo, bisogna anche saperlo usare. E quando osserviamo il mondo contemporaneo, non è difficile riconoscere qualcosa che i greci avevano già nominato con una parola ben precisa, Bia. Bia significa forza violenta, costrizione, dominio imposto sugli altri. È la forza che non convince ma costringe, che non dialoga ma impone, appunto. E dal punto di vista linguistico il termine indica proprio l'atto di piegare qualcuno contro la sua volontà. Da esso deriva anche il verbo biazomai, che vuol dire usare violenza, forzare. I romani tradussero questa idea con il termine vis, cioè la forza fisica, da cui deriva poi la parola che utilizziamo noi, cioè violenza. Quando oggi parliamo di violenza, quindi, continuiamo a descrivere quella stessa realtà che i greci chiamavano Bia. Nel mito questa forza diventa addirittura una figura divina. Bia è la personificazione della forza brutale. Era figlia del titano Pallante e della dea Stige, sorella di Kratos, il potere di cui abbiamo già parlato, di Nike, la vittoria e di altri. Dopo la supremazia di Zeus sui titani, queste figure restano accanto al sovrano degli dei, un po' come simboli della sua autorità. E Bia rappresenta proprio la forza che sostiene il potere quando decide di imporsi. Però la cultura greca non si limita a raccontare il potere della forza, prova anche a interrogarsi sulle sue conseguenze. E in questo senso uno dei testi più impressionanti è proprio quello che ci offre Tucidide, lo storico che scrive la guerra del Peloponneso intorno al V secolo a.C. Egli ci racconta un episodio noto come il dialogo tra gli Ateniesi e i Meli. Siamo nel 416 a.C. Atene è una grandissima potenza marittima e decide di sottomettere l'isola di Melo, che aveva cercato di rimanere neutrale nel conflitto contro Sparta. Gli ateniesi inviano allora degli ambasciatori e propongono ai Meli di arrendersi per evitare la loro distruzione. E i Meli rispondono parlando di giustizia, di diritto, di neutralità. Però a quel punto gli ateniesi rifiutano questo piano di ragionamento e dicono una frase che è famosissima, e dicono: i forti fanno ciò che possono, mentre i deboli subiscono ciò che devono. Ed è la logica pura proprio della Bia, della violenza. Non conta ciò che è giusto, ma conta ciò che si può imporre. I Meli alla fine sceglieranno di resistere e la città verrà assediata, conquistata e poi distrutta. Gli uomini verranno uccisi, le donne e i bambini ridotti in schiavitù. Una triste sorte simile, sulla storia dell'umanità ci presenta anche Esiodo, che ancor prima, tra l'VIII e il VII secolo a.C., aveva riflettuto su questi temi. In particolar modo nelle opere I Giorni, un poema didascalico rivolto al fratello Perse, racconta la storia delle 5 età dell'uomo: l'oro, l'età dell'oro, l'età dell'argento, del bronzo, l'età degli eroi e infine l'ultima, cioè quella in cui viviamo, che è appunto l'età del ferro. È un'epoca difficile, gli uomini vivono tra fatica, rivalità e ingiustizie. Esiodo immagina un mondo in cui i giuramenti non sono più rispettati, in cui i figli non onorano più i genitori e in cui la giustizia viene spesso schiacciata dalla forza. È quasi una diagnosi della storia umana. Quando la violenza prende il posto della giustizia, la convivenza diventa fragile.
Ma accanto alla parola bia, ecco che i greci ne possedevano un'altra altrettanto importante a mio avviso, cioè dynamis. Se bia è la forza che schiaccia, dynamis è la potenza, cioè la capacità, la possibilità di agire. Quindi è l'energia che ogni essere umano possiede e che può trasformarsi in un'azione responsabile. Quindi da questa parola noi conosciamo molte derivazioni nella nostra lingua: dinamica, dinamismo, dinamite anche, dinamo per esempio. Sono tutte parole che ci indicano l'energia, il movimento, la potenza. E la differenza è fondamentale, cioè la potenza non è necessariamente violenta, dipende da come viene utilizzata. Ed è qui che entra in gioco un'altra parola fondamentale del pensiero greco, cioè logos, la ragione, il dialogo, la capacità proprio di persuadere invece che di costringere. Quindi tra bia e logos, tra forza e ragione, esiste uno spazio di scelta. Ed è proprio qui che la riflessione diventa inevitabilmente attuale. Spesso si dice che la storia è maestra di vita, ma domandiamoci se lo è davvero, se continuiamo effettivamente a ripetere gli stessi errori del passato, se episodi come quello dei meli continuano a trovare eco in epoche diverse, in contesti diversi. Allora forse il problema non è la mancanza di conoscenza, perché abbiamo a disposizione una quantità infinita di strumenti, di informazioni, di capacità tecnologiche. Però il vero problema, la vera questione è se possediamo anche la dynamis, cioè la maturità e la capacità di utilizzare questa potenza in modo responsabile. Allora la domanda diventa davvero ancora più urgente, cioè che cos'è che stiamo insegnando alle generazioni più giovani? Che alla fine vince sempre il più forte? Che il dialogo è inutile? Che la forza è l'unico linguaggio efficace? Oppure forse vogliamo trasmettere qualcosa di diverso, cioè la consapevolezza che la potenza degli esseri umani può essere guidata dalla ragione, dal logos, dal confronto, dalla responsabilità. Gli antichi non ci offrono risposte semplici, però ci ricordano una cosa fondamentale: la forza esiste e continuerà sempre ad esistere. La vera questione è come scegliamo di usarla. Quindi tra bia e logos, tra violenza e ragione, la decisione ieri come oggi resta nelle mani degli uomini. Grazie mille e ci vediamo alla prossima puntata.